Buonasera, ben trovati e ben trovate. Questa è la prima puntata dell'ottavo ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo di trasmissioni sulla salute mentale trasmesso da Radio Cooperativa Padova. Io sono Anna Gatti, questo è appunto l'ottavo anno che tengo su Radio Cooperativa queste trasmissioni. Sono un familiare di due persone che hanno un problema di salute mentale e approfondisco con amici e con esperti vari temi. Oggi ho deciso di parlare della ADHD. ADHD è un acronimo che sta per disturbo da deficit di attenzione e di iperattività. Ne parliamo con degli esperti, un'esperta che presento subito, che è la dottoressa Stefania Strizzolo. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera. La dottoressa Stefania Strizzolo è psichiatra ed lavora presso la ULSS 8, la ULSS Berica che è di Vicenza. Poi abbiamo con noi anche due referenti dell'associazione AIFA. L'associazione AIFA, un altro acronimo, sta per Associazione Italiana Famiglie, Associazione Italiana Famiglie ADHD, e sono Maria Grazia Distante. Buonasera Maria Grazia. Buonasera. Grazia. Buonasera, ciao cara. E Francesca Bortoletto. Buonasera Francesca. Buonasera. Ciao Francesca. Allora, Francesca è una giovane adulta con disturbo ADHD e Maria Grazia Distante è come me un familiare di una persona che ha il disturbo ADHD. Poi abbiamo anche il piacere di avere la testimonianza di altre due persone che hanno il disturbo ADHD, che sono Michele Guercio. Buonasera Michele. Buonasera a tutti. Ciao. Io do del tu perché sono giovani, ma datemi pure voi del tu, insomma, senza problema. E Chiara Fabbri, anche lei. Buonasera, buonasera. Ciao Chiara. Va bene, sentite, io comincerei subito col cercare di capire che cos'è la DHD, che cosa si intende per disturbo ADHD, come si manifesta e che caratteristiche ha. E quindi do la parola all'esperto della serata, che è la dottoressa Stefania Strizzolo. Buonasera dottoressa, a lei la parola. Allora, buonasera. Iniziamo questa conversazione che spero sarà una conversazione piacevole, ecco, e spero di non essere troppo noiosa. Allora, la DHD è un disturbo del neurosviluppo, ovvero un disturbo dello sviluppo neurobiologico, quindi del sistema nervoso centrale, che è presente fin dalla nascita. C'è da dire che è uno dei più frequenti disturbi neuropsichiatrici che vengono diagnosticati nell'età evolutiva. Per neurosviluppo cosa si intende? Si intende che il sistema nervoso centrale si sviluppa in queste persone in modo divergente, infatti uno dei sinonimi è anche neurodivergenza, rispetto allo sviluppo tipico, ok? Quindi queste persone hanno un modo di funzionare, il cervello funziona in modo differente rispetto a alle modalità con cui funzionano, come dire, le persone tipiche, tra virgolette. Come si manifesta? In realtà la DHD è definito da 3 livelli, 3 nuclei, come dire, di sintomi abbastanza importanti, che sono l'inattenzione, l'iperattività e l'impulsività, che sono anche poi i criteri che servono per fare diagnosi. Questi sintomi hanno un'espressività sia a livello comportamentale che emotiva. E cosa significa che questi sono i nuclei fondamentali, tra virgolette, del disturbo? Significa che si esprimono in modo inappropriato sia per l'età che per lo sviluppo e quindi il funzionamento delle persone. Impattano in modo negativo sul funzionamento che hanno queste persone sia a livello familiare che a livello scolastico che a livello sociale. Però facciamo alcuni esempi perché così magari siamo anche un po' più concreti. Allora, cosa significa disattenzione? Significa che la persona ha difficoltà a concentrarsi, ma non solo a leggere un libro, anche solo a tenere una conversazione e quindi perde il filo della concentrazione, quindi fa fatica, come dire, anche nell'ambito di una conversazione con una persona a interloquire con la persona. Significa che è una persona che si annoia molto facilmente e che quindi fa fatica a portare a termine le cose che sta facendo e che per questo passa
da un'attività all'altra. Sono persone che tendono magari al disordine, che tendono a perdere le cose, che hanno un sacco di dimenticanze. Questo è quelle che possono essere, come dire, le caratteristiche tipiche del nucleo della disattenzione. Vediamo invece che cosa significa impulsività. Significa parlare, significa agire prima di pensare. Significa che in una conversazione queste persone interrompono l'interlocutore, che sono impazienti, che cercano di iniziare prima a fare le cose. A volte però questo ha delle conseguenze, cioè iniziano o terminano molto rapidamente e molto bruscamente lavori, relazioni, oppure si coinvolgono Anche relazioni, scusi, anche anche relazioni, sì, perché come dire, come il lavoro può dare, tra virgolette, gratificazione, anche la relazione dà gratificazione. Poi nel momento in cui, come dire, interviene un po' la noia, fanno fatica a mantenere una costanza del rapporto, sono impulsivi e quindi agiscono, non pensano, non riflettono, ok? Hanno anche un eccessivo coinvolgimento in attività gratificanti, no? Che possono essere sport estremi, che possono essere attività al limite, no? Come dire, e di questi fanno molta fatica a volte a riconoscere quelli che sono i rischi e le conseguenze. Iperattività, siamo sempre come dire, focalizzati sull'iperattività del bambino, no? Ricordiamoci che è un disturbo del neurosviluppo, che si nasce così e quindi siamo abituati a pensare che come dire, i sintomi dell'iperattività siano appunto specifici, no? Ricordiamoci questo però, iperattività significa appunto difficoltà a stare seduti e quindi gli insegnanti dicono il bambino alle elementari non sta seduto sul banco, continua ad alzarsi continuamente. Nella manifestazione che poi si avrà anche nell'età adolescenziale e nell'età adulta, questa iperattività, se non è più motoria, diventa una tensione interna. Diventa un'agitazione soggettiva e allora si vede l'adulto che continua per esempio a tamburellare, che continua per esempio a muovere la gamba anche se sta seduto, che ha qualcosa in mano e che ha bisogno di giocherellare con qualcosa in mano. Quindi un'incapacità anche nel rilassarsi e un'iperattività che a volte, e questo lo dicono molti pazienti adulti, coinvolge anche l'idea, i pensieri, ok? Hanno proprio quello che noi in termini tecnici chiamiamo ideorrea, ok? Cioè un affollamento dei pensieri e che fanno fatica a, come dire, starci dietro, ok? Un altro elemento, prego. Sì, stavo pensando, quindi la diagnosi in teoria bisognerebbe poterla fare fin da piccoli, cioè non esiste una persona che è adulto ADHD senza essere stato da piccolo un Esattamente. Non si può diventare ADHD da adulti, insomma. Ecco. No, infatti questo è anche, come dire, uno dei temi di chi fa la diagnosi negli adulti, cioè io, nel senso, ok? Nel senso che adesso c'è stato, come dire, una grande pubblicità, no? Rispetto a questo disturbo del neurosviluppo e capitano anche persone che pensano di avere una ADHD ma che in realtà non hanno avuto i sintomi nell'infanzia. Quindi... Questo non è una ADHD, ok? Perché ricordiamoci anche che una serie di disturbi psichiatrici dell'adulto possono avere una serie di sintomi che stimolano la ADHD, ok? Poi, come dire, i criteri si sono anche modificati per cui questi sintomi, come dire, sono riconoscibili fino, come dire, anche ai 12 anni. Perché? Perché era difficile. Prima invece c'era un criterio che era spostato, mi pare, tra i 6 e i 7 anni, quindi è difficile un adulto che ricordi a 6-7 anni com'era, mentre invece è più facile che un adulto ricordi a 12 anni all'età delle medie com'era, ok? Però a volte basta prendere le pagelle e già, come dire, sulle pagelle le maestre... Immagino. Sì, le professoresse segnalavano è attento, è disattento, è distraibile, sono fatte molto bene le pagelle degli adulti per questo tipo. Un altro elemento cardine, oltre a questi 3 nuclei che sono poi quelli dei criteri, no, del DSM-4 e poi 5,
è l'estrema instabilità e la reattività emotiva, che è quella che noi chiamiamo disregolazione emotiva. Su questo si aprirebbe un capitolo che chiaramente non apro, ma come dire, questa instabilità nell'ambito della come dire, reattività dell'umore diventa uno e può essere uno dei sintomi cardini nell'adulto. Addirittura nel sesso femminile può rappresentare la manifestazione clinica principale. Cosa significa disregolazione emotiva? Significa che le persone sono incapaci di modulare quelle che sono le proprie risposte emotive a degli stimoli e quindi reagiscono troppo, reagiscono magari improvvisamente e reagiscono troppo a lungo. Questo comporta un meccanismo di funzionamento che è abbastanza disadattativo per l'adulto. Ho capito. Lei ha accennato al fatto che ci sono donne e uomini, quindi che c'è una differenza di genere nella DHD? Come... Allora, sì, anche questo è un discorso abbastanza complesso perché poi ci sono vari tipi di studi e perché poi gli studi sono in costante evoluzione, nel senso che c'è una differenza di genere nelle manifestazioni del disturbo per cui la prevalenza e quindi il rapporto maschi-femmine è diverso nell'età infantile, cioè siamo 3-1, quindi 3 maschi e una femmina. Nell'adolescenza diventa 2-1, quindi significa 2 maschi e una femmina. Nell'età adulta di solito queste differenze tendono un po' a bilanciarsi, ok? Le femmine sono più nascoste, no? Che succede? Sì, allora c'è in realtà proprio un bias, secondo poi gli ultimi studi e quello che si sta emergendo nella letteratura rispetto al mancato riconoscimento e quindi al bias di riferimento delle donne. Questo perché? Perché quello che salta più all'attenzione nei bambini sono i sintomi dirompenti ed esternalizzanti. Che cosa significa? Significa il bambino indisciplinato, il bambino iperattivo, il bambino che ha magari un disturbo della condotta e di solito sono più maschi, ok? È anche vero che sembra che nelle bambine prevalga il sintomo disattentivo, ok? Mentre il comportamento e la cognitività sono meno compromessi. Però, come dire, studi più recenti starebbero dimostrando che in realtà, come dire, le femmine hanno un meccanismo di masking. Che cosa significa? Significa mascheramento, ok? Quindi le bambine si impegnano fin da piccoline a mascherare quelle che sono le proprie difficoltà, proprio per evitare i giudizi. E quindi è più un problema di educazione, cioè nel senso che nella nostra cultura la bambina che si muove tanto e viene subito molto ripresa e quindi questa poveretta non... Esattamente, infatti questo non significa che, come dire, nelle bambine non ci siano le stesse caratteristiche di iperattività e di impulsività, solo che magari le bambine le esprimono in modo differente, ok? Ecco. Senta, volevo chiedere intanto la prevalenza, cioè qual è la percentuale su una popolazione appunto di 100 persone, ecco, di persone che hanno la DHD e che hanno questa neurodivergenza, primo. E secondo, tutti i bambini con ADHD poi diventano adulti con ADHD oppure a un certo punto il bambino si, diciamo, neurotipicizza, diventa un neurotipico e non abbandona questa cosa? Allora, gli studi dicono questo sulle prevalenze e qui parliamo di prevalenze a livello mondiale nell'età infantile. Siamo tra il 5 e il 7%, a seconda chiaramente degli studi, credo che la media sia attorno al 5%, ok? Questo nell'ambito dell'età infantile e non è poco, eh. Dicevamo prima che è uno dei disturbi che viene più di frequente diagnosticato nell'ambito dell'età infantile. Un 60% mantiene questa sintomatologia, adesso si sa, anche nell'età adulta.
È difficile stimare poi l'effettiva prevalenza, perché ci sono un sacco di cambiamenti che si sono introdotti nell'ambito delle diagnosi e perché si sta facendo un aumento delle diagnosi, c'è un'attenzione differente per questo disturbo e questo ha creato un aumento, no, delle prevalenze. Addirittura sembra che in Italia ci sia un aumento della diagnosi che va dall'1 al 3%, che non è poco, e questo non perché ci siano più persone con questo disturbo, ma perché noi clinici siamo più attenti a diagnosticare di più. Diciamo che, come dire, in Italia, secondo gli ultimi dati, dovrebbero essere almeno 1.200.000 persone con questo disturbo, ok? Persone, quindi bambini e adulti. Sì, totali, sì. Però ci sono dei bambini che non, a un certo punto evolvono e diciamo imparano forse, no? Dei modi Sì. per riuscire, perché poi vedremo la DHD anzi mi sembra che lei lo abbia detto chiaramente, poi sentiamo anche le esperienze delle persone, insomma, che ci parleranno, Francesca, Chiara, Michele, ci spiegheranno, e anche Maria Grazia, conto familiare, che tipo di problematiche poi praticamente nella vita di tutti i giorni ti porta questo disturbo. Ecco, volevo arrivare Sì. adesso. Sì. No, c'è da dire questo, secondo me, appunto, che teniamo conto di questo, che nell'evoluzione normale si riduce l'iperattività, quindi è chiaro che è difficile trovare in un adulto sintomi di iperattività e quindi la DHD si trasforma, ok? E se una parte, come dire, rimane subclinica, anche nei bambini, perché ci sono anche persone che hanno solo dei tratti e quindi non il disturbo appunto del neurosviluppo, e questo è attorno al 30-50%, negli adulti siamo al 50%, però come dire il 60% dei bambini che hanno una DHD diventeranno adulti con una DHD. Attenzione però, perché nell'adulto la DHD è sempre in comorbidità. Faccio un Ecco, esempio. spieghiamo il termine comorbilità, che cosa si intende? Significa avere due disturbi psichiatrici insieme, ok? Che cosa significa questo? Significa che, per esempio, questo si vede nell'esperienza clinica, è difficilissimo trovare una persona che abbia un ADHD puro, cioè solo la diagnosi di ADHD. In realtà, come dire, la maggior parte degli adulti, no, che arrivano alla DHD hanno anche un altro disturbo psichiatrico insieme, ok? Quindi significa una seconda diagnosi e questi sono l'80%. E come diagnosi parliamo di disturbi dell'umore, parliamo di disturbi bipolari, parliamo del disturbo da uso di sostanze, parliamo dei disturbi alimentari, parliamo del binge eating, dell'obesità, dei problemi di sonno, senza tralasciare tutti i disturbi del neurosviluppo, che di solito, come dire, sono frequentemente associati tra di loro. Ok? Ed è difficile riuscire a diagnosticare una DHD quando la persona viene, per esempio, entra in un centro di salute mentale, perché può avere dei comportamenti o di dipendenza o disturbi del comportamento alimentare o dei comportamenti che il disturbo bipolare sono delle variazioni dell'umore, quindi o molto depressi oppure molto entusiasti, diciamo, il disturbo bipolare a questo comportamento. È difficile poi capirlo, individuare questa problematica della DHD. Ci sono dei test che sono facili da fare, bisogna avere l'occhio. Come li troviamo questi? Allora, non è difficile se si è un clinico esperto, se si è un clinico che lavora, ed è molto facile trovarli in realtà nei nostri centri di salute mentali, ok? È chiaro che però si individua qualcosa che si conosce. Quindi se io non conosco questo disturbo come clinico, non sono in grado di riconoscerlo all'interno di un contesto quale quello dell'adulto, perché abbiamo detto la presentazione dell'adulto è una presentazione differente. Faccio un esempio: le donne che hanno una DHD arrivano alla nostra, le donne adulte intendo, arrivano alla nostra osservazione
o perché è stata fatta una diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e di iperattività ad uno dei loro figli e quindi, come dire, come dire, rispecchiano una serie di caratteristiche che sono state osservate nell'ambito dei loro figli, allora dicono: mamma mia, ma allora io da piccola anch'io ero così e adesso io come sono? Come mai faccio fatica a mettere insieme lavoro, famiglia, programmazione scolastica, eccetera, eccetera? È una fatica che facciamo in molti, quindi non vorrei... Vabbè, comunque. Oppure sono persone dove l'ADHD viene mascherato da altri disturbi. Semplicemente le donne sono quelle che più frequentemente hanno un disturbo dell'umore, per esempio, un disturbo depressivo, un disturbo d'ansia, un disturbo somatoforme, dove andando e di solito hanno una scarsissima risposta ai trattamenti farmacologici. Ecco, quindi Sì. ci sono dei sintomi per cui un medico capisce che non sta azzeccando la diagnosi, perché dovrebbe, diciamo, curare la DHD e poi dopo la comorbidità dovrebbe migliorare, insomma, l'altro disturbo dovrebbe, no? O Sì, no? Però, allora lì è un po' difficile, nel senso che appunto oramai è diventato un disturbo indipendente, ok, dalla DHD quando parliamo di comorbidità nell'ambito appunto dell'adulto. Però che cosa succede? Succede che io come clinico esperto, se tengo in considerazione il fatto che questa persona ha anche una DHD, io faccio delle scelte terapeutiche che possono essere per esempio differenti, ok? Quindi io so che per esempio queste persone mal tollerano, faccio un esempio, specifici antidepressivi, non glieli do, ok? Poi posso fare anche la scelta di dire ok, proviamo a trattare con dei trattamenti un po' più specifici, come dire, il disturbo della DHD e vediamo che cosa succede. Ecco. senta, brevemente, perché naturalmente non possiamo fare dovremmo fare una trasmissione penso apposta, ma che tipo di terapie grosso modo vengono utilizzate per affrontare questo disturbo? Allora, ci sono tutta la serie, come dire, delle terapie non farmacologiche che prevedono appunto attività di psicoeducazione. Spesso questi ragazzi, queste persone hanno una completa sfiducia nell'ambito di quello che è il proprio senso di autoefficacia. Sono persone che sono state considerate persone che non avevano voglia di impegnarsi, persone, come dire, che sì, eccessivamente impulsive, che non avevano nessun interesse, mentre invece il loro cervello funzionava in modo diverso e quindi loro, come dire, erano in un mondo loro diversi dove tutti invece funzionavano in un altro modo. Quindi il fatto di fare psicoeducazione significa restituire, come dire, a queste persone una loro, tra virgolette, dignità, nel senso che sono persone che, come dire, riescono a collocare quello che è il loro sintomo all'interno del proprio essere persona. Io sono fatto così, finalmente c'è qualcuno che me lo ha spiegato. Ok, quindi questa è una cosa che di solito nei pazienti dà molto sollievo. Ok, Quindi la diagnosi, come dopo ci spiegheranno, penso le storie di Chiara, Michele, di Francesca, è un momento importante perché molto. dà la possibilità a queste persone di essere consapevoli Esattamente. di mettere un po' insieme una serie di Fallimenti. Sono persone che hanno avuto delle vite incasinate, un sacco di casini, un sacco di problemi, sono ragazzi che hanno fatto un sacco di fatica a scuola, ma non perché non arrivassero a comprendere, ok? Ma perché il sistema scolastico non era stato in grado di individuarli, ok? Poi ci sono storie nelle quali magari le famiglie più attenti sono in grado, pur non sapendo, come dire, la diagnosi, di supportare con dei sistemi, come dire, anche di buon senso il ragazzo e quindi ecco si scopre che magari quel ragazzo poi non è diventato un adulto con ADHD perché la mamma stava con lui tutti i pomeriggi a fare i compiti, controllava
controllava che scrivesse tutti i compiti. gli programmava l'agenda, controllava le interrogazioni, eccetera. Quindi ecco, ma anche questo è importante. Quindi la psicoeducazione, abbiamo detto. Esattamente. Poi Il coaching, che è un altro sistema, come dire, avere qualcuno che ti dice dai, che ce la fai, non ti preoccupare. sì, o che lavora per obiettivi. Faccio un esempio, la patente. Una delle domande che io faccio a questi ragazzi, o che faccio quando mi viene il dubbio, ma non sarà mica una DHD, ma scusa, gli chiedo, ma quanto ci hai messo per fare la patente? E questi dicono, sì, ho fatto 3 volte la prova di teoria perché non riuscivo, ok? Questo per me è un segno, ok? E magari il coaching serve su questo, ok? Quindi ci si focalizza su un obiettivo e si fanno una serie di, come dire, sedute, tra virgolette, per raggiungere quell'obiettivo. E poi ci sono i farmaci, ok? Sono farmaci specifici? Cioè, Sì. sono dei farmaci proprio per la DHD. Dopo, semmai, Assolutamente. non abbiamo molto tempo perché qui sto quasi finendo i minuti della prima parte, semmai dopo riprendiamo questo tema dei farmaci, anche per capire quali sono le esperienze, perché il tema dei farmaci nel caso della salute mentale è assolutamente molto importante e anche divisivo. Le persone litigano su questo argomento, sia familiari, utenti, ci sono delle discussioni molto, molto focose, insomma. Va bene, quindi diciamo psicoeducazione, coaching e farmaci, ma c'è anche la psicoterapia, immagino, o no? Sì. Ed è focalizzata su questi aspetti di bassa autostima, di straniamento rispetto all'ambiente che non ti capisce, perché tu ti comporti in un certo modo e gli altri ti dicono ma che stai facendo? Esattamente. Interrompi sempre le persone, gli altri si scocciano, non ti invitano più alle feste di compleanno, insomma succedono delle cose che per un bambino ma anche per un adulto possono essere molto traumatizzanti, insomma molto difficili da affrontare. Va bene, io ringrazio la dottoressa Strizzolo, adesso chiudo la prima parte della trasmissione e abbiamo un piccolo intervallo musicale, poi ci rivediamo tra pochi minuti, sempre per parlare di HD con Maria Grazia, Francesca, Chiara e Michele. Buongiorno.